Per me è un grande onore, oltre che ovviamente un piacere, essere qui con voi a questa splendida iniziativa, la sesta edizione del Festival della Costituzione 2018. Ho accettato con grande partecipazione, con grande slancio l'invito che mi avete fatto. Parlerò anche dopo, in realtà io ero stato incaricato di parlare appunto dell'ambiente e poi mi è stato chiesto e ho accettato con piacere di dare qualche indicazione di carattere generale sul tema che avrebbe dovuto svolgere il professor Cernic sulla protezione del diritto all'acqua. Lui avrebbe trattato in particolare della Costituzione della Slovenia, che appunto recentemente, qualche mese fa, ha modificato il testo della sua Carta fondamentale dando un riconoscimento diretto e esplicito nella Carta fondamentale del diritto all'acqua potabile. Di questo parlerò, non è un testo che conoscevo, mi sono documentato e quindi farò riferimento a questo testo, che effettivamente rappresenta una novità importante, credo, nel discorso pubblico in generale e nel diritto, per il diritto costituzionale comparato in particolare, perché oggettivamente sono condensate in questa nuova disposizione normativa alcune cose che sono per molti versi la risultante di un dibattito culturale, politico, istituzionale e anche giuridico che da tempo, non moltissimo per la verità, si svolge intorno a questo bene che chiamiamo l'acqua. È importante proprio perché l'edizione di quest'anno del festival è dedicata al paesaggio, alla disposizione costituzionale secondo la quale la Repubblica tutela il paesaggio, partire proprio da questa norma. Ieri abbiamo sentito tutti la lezione magistralis del professor Giovanni Maria Flick sul paesaggio e dalla sua voce abbiamo potuto cogliere quelle che sono, secondo il suo punto di vista, le possibili declinazioni che questo principio fondamentale può ricevere. La norma la leggo perché credo che sia utile. Il giurista ha un vincolo, ce n'è solo uno, che è il vincolo al testo. Nel caso della Costituzione il testo appunto è il punto di partenza di ogni nostra riflessione, non possiamo prescindere da quello che il testo dice. Poi le operazioni di interpretazione del testo, i nostri discorsi, quelli che poi ci interessano, vanno fatti a partire da questo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, questa è la prima parte. La seconda, la Repubblica, è sottinteso, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Se voi guardate i lavori preparatori della Carta Costituzionale, ormai si trovano anche in rete, vi consiglio un sito molto fruibile, nascita di una Costituzione.it. È un lavoro egregio che ha fatto un nostro laureato che per la passione che ha nei confronti della Costituzione ha riprodotto online tutti gli atti della Costituente, e c'è anche un ottimo motore di ricerca che consente di fare ricerca testuale sia sui singoli interventi dei Costituenti sia appunto in ordine al dibattito che si è svolto intorno alle singole disposizioni costituzionali. La cosa interessante è che sull'articolo 9 non c'è stato un grande dibattito, probabilmente non è tra i principi più discussi in assemblea costituente. Ci possono essere diverse ragioni che possono giustificare questo livello non così approfondito della discussione, non direi questa scarsa attenzione, perché in realtà il livello di attenzione mostrato dai padri costituenti nei confronti della nuova Costituzione era sempre stato molto elevato. Ma diciamo così che il dibattito ovviamente si incentrava su questioni capitali che erano probabilmente più legate all'esigenza di riuscire a trovare un terreno comune di discussione tra forze politiche molto distanti. Da un lato la Democrazia Cristiana,
che ricordo nel voto dell'Assemblea Costituente aveva ottenuto il 35% dei consensi, e dall'altro il blocco del Fronte Popolare, i socialisti e i comunisti, che insieme facevano il 39%, il PSI aveva il 20%, il Partito Comunista il 19%. Quindi insieme si trattava di 3 partiti popolari, che raccoglievano il 74-75% dei suffragi in Assemblea Costituente. Erano loro le forze egemoni, le forze dominanti. Il problema vero era appunto come mettere d'accordo intorno a un tavolo Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, rispettivamente il segretario del Partito Socialista e del Partito Comunista, e non tanto Alcide De Gasperi, che era impegnato nell'azione di governo, che era il segretario dell'ANC, presidente del Consiglio dei Ministri, quanto tutta la Democrazia Cristiana, Aldo Moro, Dossetti e tanti altri. Come metterli d'accordo? Quindi diciamo così, poi le questioni cruciali erano la collocazione internazionale dell'Italia, temi che tornano sempre, il problema del rapporto tra libertà e eguaglianza, più libertà o più eguaglianza. Più libertà ovviamente secondo l'approccio occidentale caro alla Democrazia Cristiana, più eguaglianza sostanziale, guardando al modello sovietico, ovviamente caro alle forze della sinistra. Devo dire che su questa disposizione, sull'articolo 9, probabilmente ci fu una convergenza quasi naturale, mi verrebbe da dire, da parte delle forze politiche, tranne qualcuno che propose di non approvare un articolo specifico sul patrimonio artistico e culturale della Repubblica e quindi sul paesaggio, perché si riteneva molto elevato il livello di protezione esistente nell'ordinamento, perché tra le tante cose che il fascismo aveva fatto anche una legislazione che era ritenuta una buona legislazione di protezione delle bellezze paesistiche, come si chiamavano una volta, individuali e d'insieme. La legge del 39 è una legge molto, molto avanzata, che non a caso è rimasta in vigore per molto tempo, anche negli anni della Repubblica. E appunto c'è stato anche qualcuno tra i costituenti che disse: beh, non c'è bisogno di mettere in Costituzione una norma quando noi abbiamo una esperienza giuridica, una tradizione giuridica abbastanza elevata, molto importante di protezione. Mentre invece Concetto Marchesi, che è forse il nome che più di tutti si lega alla stesura, al testo dell'articolo 9, era un comunista, un noto intellettuale italiano, e difese a spada tratta il testo che lui stesso aveva contribuito a elaborare, perché riteneva che fosse assolutamente fondamentale scolpire nella Costituzione, direi, le radici culturali, storiche del popolo italiano, e che occorreva imprimere nella nuova Costituzione il valore della eredità culturale dell'Italia, soprattutto dopo le tragedie della seconda guerra mondiale, che avevano messo a repentaglio non solo le esistenze, ma anche proprio le esistenze intese come cultura, come stato di cultura. E è interessante notare nelle evoluzioni che questo testo ha conosciuto nel passaggio dai lavori della Commissione del 75, che era stata incaricata di elaborare il testo, al lavoro poi plenario dell'Assemblea Costituente, che se c'è un tratto comune, caratteristico di questa disposizione e che ci aiuta a comprenderne il senso, è l'accento posto appunto sui profili, mi verrebbe da dire, artistico-culturali che andavano preservati. Il primo testo prevedeva la tutela dei monumenti artistici, storici e naturali, e si diceva che questi appartengono e sono posti sotto protezione, poi dalla protezione si passò alla tutela, sotto tutela dello Stato. Quindi questo era il senso originale. Poi a questo testo si aggiunse anche, separandolo, scorporandolo dal testo, la tutela del paesaggio. Ma si trattava, se volete, di una specificazione che era strettamente collegata all'accento che veniva posto sopra il patrimonio artistico e storico del paese.
Meuccio Ruini, che è stato il presidente della commissione del 75, un grande personaggio politico, istituzionale, che ha svolto un ruolo fondamentale nella stesura della Carta Costituzionale, non era un politico di vaglia, ma certamente un uomo navigato dal punto di vista della sua capacità di lettura dei contesti, con lo sguardo lungo, capace di trovare i punti di convergenza tra le forze politiche, tra forze politiche così lontane. Nel commentare questa breve disposizione, l'articolo 9, disse che l'obiettivo era quello di fondare uno stato di cultura posto a tutela della eredità di storia e di bellezza del nostro paese. Ecco, questo vi dà un po' l'idea, secondo me, in modo asciutto, sintetico, di quello che era lo spirito che i costituenti avevano trasfuso nella redazione di questo testo. Questo per dire, ieri probabilmente Giovanni Malefic ha accentuato un aspetto che secondo me si è sviluppato nel corso del tempo, ne parlerò poi dopo quando parlerò di tutela dell'ambiente, ma dirò qualcosa anche adesso. Per sottolineare che nella parte in cui si dice che la Repubblica tutela il paesaggio, quello che avevano a mente i nostri padri costituenti non era certamente l'ambiente, o almeno diciamo così, l'ambiente, l'environnement, l'umwelt, il medio ambiente, che ormai è diventato, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, è oggetto di una specifica disciplina, il diritto dell'ambiente, il diritto pubblico dell'ambiente, che è il risultante di un processo storico molto, molto lento, graduale, complicato, ancora incompiuto. Figurarsi se poteva essere propria dei costituenti la concezione integrale della problematica ambientale, che invece rappresenta il contenuto più alto e più moderno della riflessione intorno a questo valore fondamentale. Il paesaggio era essenzialmente ciò che di bello il nostro paese ha ricevuto da chi ci ha preceduto e che bisognava tutelare, proteggere, conservare, ma non staticamente, per poterlo consegnare appunto al popolo italiano nelle sue diverse generazioni. Questo era lo spirito, il contenuto, l'idea che stava dentro la disposizione. Tant'è che, ad esempio, soltanto a metà degli anni 60, per merito di un grande giurista italiano, Alberto Predieri, fiorentino, è stato possibile fare un salto interpretativo, di lettura evolutiva, si direbbe, della norma sulla tutela del paesaggio, perché Predieri disse: non possiamo limitarci a considerare paesaggio, il contenuto dell'articolo 9, ciò che dice il testo unico del 39, no? La tutela delle bellezze paesistiche, i beni culturali e paesaggistici che erano lì confezionati, ma dobbiamo intendere nel concetto di paesaggio quella che lui chiamava la forma del paese. Allora capite che questa definizione, il paesaggio come forma del paese, c'è dentro una prospettiva di apertura notevole, che non è più soltanto la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nelle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ma vi è appunto una prospettiva di protezione ampia dell'ambiente, della forma del paese in tutte le sue possibili manifestazioni, belle, brutte, il rapporto tra le cose e gli individui, gli esseri viventi e gli esseri non viventi, le cose inanimate, in una moderna, si direbbe, concezione dell'ambiente. Ma è stato questo il primo passaggio di un processo di riflessione e di discussione che ha preso le mosse dall'articolo 9, ma che ha dovuto poi ricorrere ad ulteriori leve, lo diremo poi dopo, per arrivare ad una moderna concezione dell'ambiente. Del resto, vedete, e quindi vengo all'acqua come aspetto particolare di questo tema.
nel concetto di patrimonio comune che è immaginato, che è prefigurato nell'articolo 9, tutela del paesaggio, la Repubblica e il patrimonio storico artistico della nazione, quello che noi intendiamo il nostro patrimonio, quello che i padri ci hanno consegnato e che noi dobbiamo gestire consapevolmente e responsabilmente, in questo patrimonio comune c'è l'acqua, non c'è nulla. Del resto, guardate, se voi guardate la carta sull'acqua che è stata elaborata nel ormai lontano, 1968 dal Consiglio d'Europa, quindi parliamo di un'istituzione europea. Il Consiglio d'Europa è un'istituzione internazionale che si basa su una convenzione alla quale hanno aderito 47 Stati, tra cui l'Italia certamente. L'Italia è stato uno dei paesi che per primo ha recepito questa convenzione, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questa organizzazione di 47 Stati, che è un'istituzione regionale, internazionale, che raccoglie non solo i paesi dell'Europa continentale, ma anche i paesi dell'Asia, la Russia è parte, la Turchia è parte di questa convenzione. Dicevo, nel 1968 la Carta sull'acqua dice che l'acqua è patrimonio comune, è un bene che fa parte del patrimonio comune dei popoli europei. Così come lo è patrimonio il paesaggio, così come lo è l'ambiente. Quindi acqua, paesaggio, ambiente parte del patrimonio comune. Quindi da questo punto di vista l'acqua si inserisce bene dentro la descrizione dell'articolo. Ecco, dico subito che dal punto di vista delle categorie è importante per un giurista inquadrare i temi all'interno di sistemi e problemi. Dal punto di vista delle categorie, l'acqua è una parte rilevante del bene ambiente. L'ambiente ha tra i suoi capisaldi l'acqua. E quindi molti dei discorsi che si fanno intorno all'ambiente sono discorsi che inevitabilmente riguardano anche l'acqua, così come molti dei discorsi che riguardano l'acqua inevitabilmente sono discorsi che riguardano l'ambiente. Io ho fatto una ricerca, diciamo così, un po' ordinato le cose che disordinatamente avevo nella mia testa e diciamo così nei miei appunti. Ho provato un po' a mettere in fila alcuni ragionamenti. Vi posso dire che cercherò di articolare e di svolgere questo discorso indicando le traiettorie che l'acqua riceve nel diritto costituzionale e in particolare nelle costituzioni, non soltanto quella slovena, per poi dirvi qual è il punto di vista dell'ordinamento italiano e infine arrivare a qualche considerazione di sintesi per inquadrare appunto questa problematica. Uno degli approcci più ricorrenti al tema dell'acqua è quello di considerare l'acqua in tutte le sue forme come un diritto naturale dell'essere vivente, dell'uomo, dell'essere umano. In che senso diritto naturale? Nel senso cioè che è un diritto esistenziale. I 2/3 del nostro corpo è fatto di acqua. Il pianeta per 2/3 è coperto di acqua. Senza l'acqua non c'è vita. Quindi da questo punto di vista il rapporto tra vita in tutte le sue forme e acqua è un rapporto di coessenzialità. Senza l'acqua non c'è vita e la vita non può prescindere dall'acqua. Quindi è quasi naturale ritenere appunto che si tratti di un diritto fondamentale, naturalmente fondamentale, mi viene da dire. In questo modo, ad esempio, lo considera la giurisprudenza italiana. C'è una sentenza, per chi volesse leggere il testo, la 259 del 2006 della Corte Costituzionale, in cui parla la Corte, massimo giudice del nostro paese, quello che interpreta la Costituzione, dice l'acqua è un bene primario della vita umana e le risorse idriche vanno salvaguardate
da tutti secondo criteri di solidarietà. Fa parte dell'ambiente, la protezione dell'acqua è una componente essenziale dell'ambiente e va protetto non soltanto perché si tratta di garantire a chi vive oggi questo pianeta la sopravvivenza, ma soprattutto nella prospettiva di poter assicurare a chi verrà dopo di noi, le cosiddette generazioni future, il loro diritto, che ancora non c'è, ma che non possiamo non considerare, di poter loro, che verranno, accedere a questo bene esistenziale che è l'acqua. Dice la nostra Corte Costituzionale, non bisogna soltanto proteggere l'acqua, attenzione, non bisogna soltanto avere un atteggiamento difensivo, protettivo, conservativo, bisogna anche governarla. Il tema del governo delle risorse naturali. Governare l'acqua come risorsa a fine di garantire un uso sostenibile, ecco la sostenibilità, equilibrato, equo ed integrato. Si usano proprio questi concetti: sostenibilità dell'uso dell'acqua, uso equo, quindi senza discriminazione, il tema dell'eguaglianza legato a un diritto fondamentale che è il diritto all'acqua cruciale. In un contesto come quello attuale, di scarsità di risorse essenziali, di scarsità di acqua, di uso e abuso dell'acqua, di uso e spreco dell'acqua, il 60% delle nostre condutture perdono acqua, sprecano acqua con grave danno. Da noi meno sentito, ecco perché ci prendiamo il lusso di sprecare acqua, in altri contesti in realtà molto gravemente avvertito questo. Bene, in un contesto di scarsità di risorse naturali, il problema dell'acqua e dell'approccio che gli uomini devono avere nei confronti dell'acqua è cruciale, assolutamente cruciale. Il tema del governo pubblico, sottolineo l'aggettivo, del governo pubblico, di un sistema istituzionale che si faccia carico di governare l'acqua come bene pubblico è assolutamente cruciale. E dicevo, in questo contesto il tema dell'eguaglianza è fondamentale, perché non si può essere liberi, nonostante quello che è scritto nelle Costituzioni, tutti sono liberi, certo, ma non si può essere effettivamente liberi se non c'è un uguale accesso alla libertà. Se tutti non possiamo accedere a 30-50 litri di acqua come diritto fondamentale, queste sono le misure, no, che vengono stabilite poi negli standard internazionali, se non c'è un uguale accesso si creano delle diseguaglianze formidabili che non rendono il discorso sulle libertà un discorso generale, ma soltanto un discorso limitato ad alcuni, e quindi discriminatorio. L'acqua diventa un bene discriminatorio, perché distingue chi può avere e chi non può avere. Nel diritto internazionale l'acqua ha ricevuto un'attenzione, come spesso capita nello scenario internazionale, molto differenziata. Esistono tante convenzioni che direttamente o più spesso indirettamente si occupano del bene acqua. Un riferimento diretto, ad esempio, c'è nella Dichiarazione di Stoccolma di 1972, che è la prima carta internazionale che pone all'attenzione della comunità internazionale il tema della protezione dell'ambiente e quindi dell'acqua come bene costitutivo della protezione ambientale. Ma è soprattutto nella Dichiarazione del Mar della Plata del 1977 dove l'acqua viene configurata sul piano internazionale come contenuto di un diritto umano imprescindibile. L'essere umano è se ha accesso all'acqua, se non c'è accesso all'acqua perde di senso il valore della persona. Come sapete il diritto internazionale è legato poi alle politiche nazionali. Il diritto internazionale è frutto di politiche, è frutto di scelte politiche di governo. Non tutti i paesi della comunità internazionale hanno la stessa attenzione al diritto internazionale che hanno paesi come l'Italia. Ecco, c'è una cosa che ha sempre caratterizzato questo paese, nonostante la memoria breve di chi oggi ha la responsabilità di governare il paese, è che l'Italia ha sempre avuto una vocazione internazionale. La nostra Costituzione è la più moderna da questo punto di vista. È una Costituzione che ha una fortissima apertura internazionale. Noi siamo molto leali
nei confronti della comunità internazionale. Quando sottoscriviamo il trattato poi lo ratifichiamo e cerchiamo di applicarlo. Ci sono paesi, Stati Uniti, Cina, ad esempio, che sulle grandi convenzioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente nicchiano, antepongono la ragione di Stato, la sovranità politica nazionale, di fronte anche a convenzioni che hanno sottoscrivono, ma poi non ratificano. E quindi voi capite che se grandi paesi, produttori, inquinatori non si fanno poi carico della esecuzione di queste convenzioni, il diritto internazionale resta gravemente amputato in sede di applicazione. Direi però che se volessimo dire qual è la considerazione che l'acqua ha dal punto di vista giuridico, maggiori spunti si traggono proprio dal diritto costituzionale. E qui si nota una tendenza che è tipica dell'approccio costituzionalistico al tema dell'acqua, del paesaggio, in realtà più dell'acqua che del paesaggio, dell'acqua e dell'ambiente dal punto di vista delle Costituzioni. Perché? Perché sono soprattutto le Costituzioni della terza generazione, le Costituzioni che sono state varate a partire dagli anni 80 del Novecento, e quindi le Costituzioni più recenti degli ultimi 30 anni, guarda caso, di paesi che una volta si dicevano in via di sviluppo, che in realtà sono molto sviluppati, alcuni secondo me anche più di quelli considerati molto sviluppati. Pensate al Brasile, pensate ai paesi del Latino America, al Sudafrica, ai paesi, diciamo così, che si sono dati costituzioni liberal-democratiche, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, nei quali i nuovi diritti, le nuove esigenze di libertà, i nuovi bisogni umani ricevono una particolare attenzione. Infatti, se noi volessimo fare un inventario, lo dirò, farò qualche esempio adesso, si trova proprio in queste Costituzioni: Latino America, Sudafrica o paesi dell'est europeo, tra cui appunto la Slovenia, che non a caso si dà una Costituzione molto aperta. La Costituzione del Bolivia del 2009, faccio qualche esempio, l'articolo 20 parla di un diritto all'accesso all'acqua potabile universale e uguale. Universale non lo dice un diritto del cittadino, dice un diritto dell'essere umano. Uguale, tutti hanno uguale diritto all'accesso all'acqua potabile. E non può essere oggetto, dice la Costituzione della Bolivia, di concessione o privatizzazione. Diciamo così, c'è un approccio di assoluto atteggiamento pubblicistico, è un bene pubblico che va preservato. C'è dietro una forte lotta tra i campesinos di fronte al potere politico e di fronte alle multinazionali che sono entrate in questi territori per conquistare le risorse. Diceva un noto uomo politico che chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla i popoli. Potremmo dire che lo stesso discorso vale per l'acqua: chi controlla l'acqua controlla i popoli, in grado di disporre della vita e dell'esistenza delle persone. Il paese, la Bolivia appunto, considera i diritti dell'ambiente, l'acqua, le sementi, i semi, l'ambiente, diritti di espressione della sovranità popolare, il diritto delle comunità a poter disporre delle risorse naturali come diritti inviolabili, e quindi l'amministrazione diretta, pubblica, collettiva di questi beni è un valore consacrato in questa Costituzione. La Costituzione del Messico, articolo 97, dice una cosa molto importante: le popolazioni prive di terre e di acqua o che dispongono di un livello insufficiente e di terra e di acqua hanno il diritto di esserne dotate, addirittura prendendola dalla proprietà circostante. Vedete questa idea integrativa, no? La Costituzione che dice: guardate, non possono esserci steccati tra chi ha ips e not ips, non ci possono essere separazioni, bisogna redistribuire soprattutto le risorse. Costituzione dell'Uruguay 2004: diritto naturale ed essenziale per la vita è il diritto all'acqua. Si tratta di un diritto fondamentale nuovo all'accesso. Ecuador 2007: un diritto fondamentale immateriale. L'acqua è patrimonio universale
ed ecologico, di diritto pubblico, inalienabile, imprescrittibile, che non può essere trasferito a privati. E poi c'è la Costituzione del Sudafrica del 96, dove cibo e acqua vengono considerati cibo e acqua, due facce della stessa realtà, diritto inviolabile dell'uomo. Vedete, nella maggior parte dei casi si parla di diritto, in alcune situazioni si pone l'accento sul valore sovraindividuale, non è semplicemente un diritto del singolo, ma è un bene generale della collettività, e in alcuni casi si pone l'accento sul valore pubblico, pubblicistico, è un bene pubblico. Rodotà avrebbe detto è un bene comune, anche se secondo me ci sono delle differenze. Ma comunque va bene, bene comune. Ma per sottolineare che c'è una dimensione che non può essere solo quella meramente individuale. Quando si parla di diritti si tende a dire è qualcosa che appartiene al singolo. Io ho diritto di pensare. Ed è questo che viene protetto. Certo c'è un interesse pubblico a che tutti possano pensare liberamente se viviamo in uno Stato pluralista. Ma il diritto è essenzialmente la garanzia di una pretesa individuale. Quando dalla pretesa individuale si passa alla dimensione pubblica, collettiva, si fa un salto di qualità dal punto di vista degli strumenti di tutela, perché si rende corresponsabili della protezione non meramente individuale di un bene che viene considerato patrimonio comune, appunto perfettamente incastonato nell'articolo 9 della Costituzione. Cosa fa la Costituzione della Slovenia modificata recentemente, nel dicembre del 2017? Usa un linguaggio molto intenso ed è molto importante perché, guardate, questo vi fa notare la differenza che c'è tra un approccio tipicamente civilistico, di diritto privato, di tipo proprietario al bene dell'acqua o anche dell'ambiente, e un approccio di tipo pubblicistico, super individuale, slegato dalla logica dell'appropriazione proprietaria. Qui si parla non solo di diritto, ma proprio di un bene della collettività. L'articolo 70, che è dedicato a questo bene, è in particolare intitolato al diritto all'acqua potabile, ed è su questo aspetto che insiste il legislatore che ha riformato la Costituzione della Slovenia. Si parla di un diritto non solo individuale, ma anche collettivo. L'acqua è un diritto del singolo, ma è un diritto collettivo, che riguarda una collettività. È adespota, si direbbe, no? Per usare un linguaggio giuridico, cioè nel senso che non può essere intestato solo al singolo, ma riguarda una collettività. Si dice poi che le risorse idriche, tutte, non soltanto quelle naturali, tutte le risorse idriche, l'acqua tutta, è stato un emendamento che ha specificato questo, devono avere tutte le risorse idriche una destinazione prioritaria, si sottolinea questo aspetto, destinazione prioritaria all'approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione, quindi risorse idriche finalizzate alla potabilità per la popolazione, il diritto alla vita, ma anche per l'approvvigionamento di acqua per uso domestico. Quindi acqua potabile, uso domestico sono valori prioritari, ma destinazioni prioritarie per la Costituzione slovena delle risorse idriche. Terzo aspetto, l'acqua finalizzata a questi scopi, uso potabile, uso domestico, non può essere commercializzata. C'è proprio un esplicito divieto. Quindi capite che è una cosa importante, si sottrae dall'ambito della mercificazione, quindi non è merce, in senso marxiano potremmo dire, l'acqua, perché l'acqua è appunto destinata essenzialmente a questi due scopi vitali: potabilità, e quindi sussistenza, vita, uso domestico, salute, diritto alla salute, lavarsi per poter stare in salute, lavare ciò che si mangia, l'acqua come strumento per corredare la nostra esistenza dei mezzi necessari per renderla possibile, oltre che migliore, si spera. La commerciabilità, attenzione, delle risorse idriche riguarda gli usi diversi da quelli costituzionalmente garantiti. Quindi tutto ciò che non è destinato ad uso
funzionalmente all'esistenza umana e all'uso domestico, può essere oggetto di commercio. E quindi voi capite che qui si pone un riparo, era questo l'obiettivo perseguito in questa Costituzione, si pone al riparo della mercificazione, della commercializzazione, al riparo della globalizzazione, si direbbe, al riparo dell'azione delle multinazionali, l'utilizzo delle risorse idriche in funzione appunto della esistenza. Il minimo esistenziale, ecco, quello va preservato da qualunque logica mercantile o economica o finanziaria. Per garantire l'effettività, ecco, come sapete quando si parla di diritti, il grande assente spesso dei discorsi dei giuristi, ma non solo dei giuristi, soprattutto dei politici, è riempirsi la bocca di diritti, parlare dei diritti e poi lasciare i diritti come mere iscrizioni di testi che magari vengono considerati sacri ma che in realtà non hanno le gambe per camminare, perché i testi non camminano da soli, hanno bisogno di donne, uomini che li prendono su di sé, se ne facciano portatori e li realizzino. In questa norma, in questa revisione costituzionale, si è posto l'accento anche sul problema della effettività delle cose dette, no? Il diritto individuale, il diritto collettivo, l'uso prioritario delle risorse idriche per l'acqua potabile e per l'uso domestico, e quindi la sottrazione alla commercializzazione. Per rendere questo più concreto di un discorso puramente astratto, anche soltanto consegnato, un testo solenne come quello di una Costituzione, si dice che la gestione è affidata allo Stato per mezzo degli enti locali autonomi. Diciamo così, qui le istituzioni pubbliche, lo Stato come regista, si direbbe, gli enti territoriali locali come esecutori materiali devono farsi carico in maniera diretta e senza scopo di lucro, di poter realizzare, rendere effettivo il diritto all'acqua, l'acqua come bene costituzionale. Bene, mi sto avviando alla conclusione, soltanto per darvi qualche ulteriore breve riflessione di carattere generale. Vedete, io ritengo riduttiva la prospettiva dell'acqua e dell'ambiente come di un bene comune. Sì, ormai è un concetto di moda, i commons sono un concetto di moda sul quale facoltà, su scuola hanno molto lavorato insieme ad altri intellettuali di altri paesi, però ho l'impressione che questa concettualizzazione sia insufficiente. Sia insufficiente perché nel concetto di bene, i giuristi lo sanno bene, scusate il bisticcio, nel concetto di bene vi è una intrinseca portata proprietaria. Cioè quando si parla di beni comuni, da parte di chi ha coniato questa idea, questa concezione, vi ha l'idea che ci sono dei beni, l'acqua, l'ambiente, l'acqua bene comune, era lo slogan del referendum che era stato promosso nel nostro paese un po' ideologicamente promosso, non perché fosse sbagliata in sé l'idea, ma perché in realtà si falsificava l'oggetto della domanda, perché come sapete la domanda del referendum non riguardava la privatizzazione dell'acqua, ma l'esercizio in via privata del servizio idrico. Che un conto è il bene, la proprietà che resta pubblica, e così è nella nostra legislazione, un conto è la possibilità che il servizio idrico venga erogato anche mediante affidamento in tutto e in parte a privati mediante gara. Il quesito riguardava la privatizzazione dei servizi in generale, economici, e quindi anche il servizio idrico. Non era una domanda su una legge che non c'era di privatizzazione del bene acqua come tale. Ma dicevo, a parte questo discorso, però parlare di bene collettivo, di bene comune, serve per dire che quando si tratta di un bene come l'acqua, che è patrimonio di tutti, non possiamo utilizzare le categorie del diritto privato. Non esiste l'acqua come oggetto di proprietà privata, perché semmai è di proprietà collettiva, pubblica. Questa è l'idea dei commons. Dentro i commons c'è questa idea, cioè un divieto di approvazione privata. Non è un bene economico, è un bene che appunto va considerato con secondo altre categorie.
Io ritengo, non da oggi per la verità, non mi convince questo approccio, poi dopo quando parleremo di ambiente in un'altra sede spiegherò anche perché l'approccio all'uso della categoria del bene si porta dentro questa tara, mi verrebbe da dire, questa logica proprietaria, di appropriazione, c'è dentro l'idea del bene, dell'appropriazione. Gli strumenti di tutela dei beni sono tipici strumenti di protezione di colui che ne è proprietario, sia esso il privato, sia esso l'ente pubblico. Mentre invece ritengo più fecondo dal punto di vista proprio culturale, prima ancora che giuridico, ragionare in termini di valore fondamentale. Mi rendo conto che il concetto di valore è un concetto molto indeterminato, molto vago, però è più pregnante e bisogna cercare di utilizzarlo per dare a questo concetto un senso pregnante. Quando parliamo dell'acqua, quando parliamo dell'ambiente, per una serie di dati oggettivi stiamo parlando di beni, direbbero alcuni, meglio, di valori fondamentali. Valori fondamentali, nel senso che sono cose, chiamiamola così, beni, valori che identificano il nostro essere, ma non soltanto come persone, come individui, come simboli, e quindi no, l'idea del diritto al bene, il diritto all'ambiente, il diritto all'acqua, ci identificano come parte di una comunità sociale, organizzata politicamente, organizzata attraverso il diritto, cioè sono elementi identificativi di una esistenza, di plurime esistenze umane. E quando parliamo di acqua e ambiente parliamo di almeno tre cose nella prospettiva del valore fondamentale. Parliamo di beni materiali o immateriali di carattere oggettivo, parliamo di un fascio di situazioni soggettive, nel senso che all'interno di questo concetto esistono diverse pretese individuali e collettive che possono essere vantate. Il mio diritto all'acqua, il nostro diritto all'acqua, il diritto ad avere accesso alle informazioni in materia di ambiente, alle politiche pubbliche che vengono adottate per proteggere questi beni, il diritto ad esigere prestazione da parte dei pubblici poteri per rendere effettivo il nostro diritto. Perché guardate, no? Si parla anche dell'acqua, dell'ambiente, come di diritti sociali, no? Il diritto all'acqua è un diritto di prestazione sociale. Non basta dire ho diritto all'acqua potabile, è necessario anche che qualcuno mi consenta di accedere all'acqua potabile, qui ha bisogno di prestazione. E chi eroga il servizio? A parte se lo fa il pubblico o il privato, questo è un altro discorso, ma il servizio va erogato, la prestazione va assicurata. E quindi dentro questi valori fondamentali vi è anche una pretesa a ricevere prestazioni pubbliche o private o pubblico-private che assicurino e rendano effettivo questo diritto. Quindi non è soltanto un bene oggettivo, è anche un insieme di pretese soggettive, un insieme di diritti di libertà che possono essere realizzati dal singolo da solo, diritti collettivi che riguardano un insieme indistinto, generale di soggetti, ma anche diritti di prestazione, cioè la pretesa di ottenere una certa prestazione. Ma è anche, terza accezione, un interesse pubblico, un interesse della collettività, che produce una serie di doveri. Vedete, molto spesso si parla di diritti, quasi mai, quasi sempre meno si parla di doveri, ma diritti e doveri sono le due facce del nostro stare insieme. Non possiamo pretendere reclamare solo diritti. Diciamo così, è un modo un po' egoistico di considerare la vita in comune, la res publica, come la condizione di colui che può pretendere tutto e ottenere perciò solo tutto. Diritti. In realtà in una res pubblica, quale è qualunque forma politica, di organizzazione, di società fatte di persone in carne ed ossa, c'è bisogno anche di doveri. Ciascuno di noi è chiamato al dovere di proteggere questi beni, il patrimonio culturale, l'acqua, l'ambiente, non soltanto come cittadini, non sprecare l'acqua, chiudere il rubinetto, educare
noi stessi e gli altri all'uso delle risorse, lo spreco, il consumo responsabile. Dentro il diritto c'è anche l'etica della responsabilità e quindi la doverosità di saper trattare con consapevolezza, con responsabilità, con spirito di solidarietà questi beni che non ci appartengono. Allora vedete, la prospettiva è molto, molto più ampia, non soltanto un bene collettivo, comune, non soltanto un diritto individuale ma anche un diritto collettivo della collettività, un diritto di prestazione, non soltanto un insieme di situazioni di vantaggio, di pretese nei confronti di chi ha il pubblico potere, ma anche un insieme di doveri che danno contenuto a quello che è poi il contenuto stesso dello stare insieme. Farlo responsabilmente. Noi abbiamo delle pretese che devono essere garantite, ma i primi garanti di queste pretese dobbiamo essere noi stessi. Grazie.